Claudio. Però seguiamo questa gara lo scorso anno. Vai! Ganci, Iestria, Viola e tutte le altre. Come l'ultima Sara Castellana che addirittura è partita in testa. Forza ragazze! Passata ora la Schwarzkova, dai ragazzi, forza, secondo giro, la Ligure Caiti, che fu donna da 1500 da 3000, e poi al passaggio qua abbiamo visto anche Ilaria Dal Magro, e poi... Vabbè, a me poi fanno ci mettono anche poco. È impressionante. Silvia Sanda. E in questo gruppetto passata Simona Pelamazzi e poi Gisella Locardi e poi la lecchese Laura Papini. Forza ragazze, inizia il secondo giro. Tra poco si va verso il terzo chilometro, siamo 8 minuti e 16, sempre Masai, che Linet Masai che si incarica di fare l'andatura, sempre seconda Vivi Belete. Dai Sara! Dai dai! Sono passati? Sì. Sono loro le due più attive, Masai, Belete, terza posizione per le Il prossimo giorno ci abbiamo già tutto il giro. questa prima parte di stagione, seconda campionato del mondo 2013, e poi c'è solo settima per ora, 8 secondi la Cemos, ottava la Malawi. Adesso arrivo anch'io. Era un po' delle aspettative questo duello per Bahrain. Questa fase adesso sono in 4, guida sempre Masai nella parte più muscolare, ma nel gruppo di testa ci sono anche Ayalev e Feri, 23 anni, eccolo qua, eccezione fatta per la Mika Cemos che è dell'86, Mika Cemos che è rimasta però staccata, ecco qua Chepkech, Masai, Ayalev, passa Mika Cemos. Pensate, l'andatura è ben superiore, passa Fatma Malawi che non vola mai nelle 10 lo scorso anno e anche adesso sta facendo generosissima Ivana Iozia, forza Ivana, campionessa italiana di maratona, e poi la dicevamo lo scorso anno la Vorkenesh per vincere il giro 6 e 16, adesso ha preso le redini della gara la Ivot Ayalev. Scia c'è sempre Masai che però perde qualche metro, resta un po' detrata nell'azione di corsa, in discesa soprattutto, per questa atleta che è la più forte crossista al mondo. Eccola qua, Ivot Ayalev, Etiopia, representing Etiopia, Ivot Ayalev, 18 l'anno scorso, seconda era Feri e terza è Linet Masai, tutto il meno dell'anno scorso. E poi Mimi Belete è ragazze. Adesso sono arrivo per la keniana Josephine Chepkech, Kenya. Dell'Etiopia, le protagoniste della gara. Grande, brava Laila! E poi applausi per Giulia Falcano che ha fatto la... Ecco qua, sono arrivo per Moira Stefano. Pensava fosse più facile, Andiamo, giusto? Sono qua, fotografi, sono qua. Il sindaco di San Giorgio, Walter Shekin, il sindaco di Lenyang, Etiopia, Sembere Teferi. Facciamoli sentire gli applausi dell'Italia, perché a casa loro non so se ne hanno così tanti. Dell'Etiopia, first place, representing Etiopia, applausi per Ivot Ayalev, Macro Ilaria Sabatini.
magari hanno fatto un po' la cascata, perché avete visto sono rimasti tutti imbottigliati nelle ferrovie. In particolar modo abbiamo visto essere veramente trainanti all'uscita dal centro sportivo Alberti. Cazzo, Crespi e poi via via gli altri. Visto che per puro caso mi trovo qua con il direttore tecnico Massimo Manieri, Massimo come la vedi consultando la sfera? Diciamo che sono partiti abbastanza svegli, poi si assisteranno a organizzare, sono che la brigata in generale diciamo come fosse una buona parte. Ecco, questa è la nota artista di Massimo Magnani. Pensate che lo scorso anno Montare Greco fece l'ultimo giro 5 e 24, quindi una volata da 2 km. Tanto mentre vi stiamo parlando di Valerio Strano e i microfoni Franco Bragaglia e di Rai Sport, sempre in 3 davanti. Ross, Direct, Merga, ma stanno ritornando sotto anche gli altri, mentre Mira leggermente sta tornando sotto dopo correre il campione del mondo, ormai si è agganciato con una bella azione alle legate la gara di Entry, 10 km, ma sta correndo bene correre, è partito fortissimo. Rosso, Direct, Merga, Corir, Chimoi, Chipronto, Ciassi, Fontana, Pistaccio 3, i posti migliori in questo momento 5 al comando. Ricordiamo il percorso di Direct, Ross, Merga, già per Corir adesso all'interno. Ovviamente il prossimo riferimento sarà quello del terzo chilometro di gara con 5 uomini davanti e 40 metri su Giacomo Ciappi, il primo dei normali, il primo degli umani in questa gara. Per vincere l'americano, sempre con Michele Fontana. Eccoli qua i campioni del cross, i campioni del campaccio. Ross, Chimoi, Merga e Corir, 4 per vincere. Hanno fatto fuori Direct e hanno fatto fuori Chipruto che ha pagato Chipruto, settimo Giacomo Ciappi, ottavo Michele Fontana. Fontana applausi e vince l'uomo del Bahrain, Albert Ross, del winner in Watercross Bahrain, secondo campione del mondo Corir e terzo il vice campione Merga e il podio del Campaccio, e che Campaccio. Albert Ross, Bahrain, first place, Albert Ross, representi Bahrain. Non arrivo per Direct, fanno un gran tempo, 29 minuti adesso, avete visto per vincere. 28 e 19 per vincere e terzo posto. In rappresentanza dell'Etiopia, representanti dell'Etiopia, applausi per il man Merga. Grande campione vissuto nella sua classe, campione del mondo che rappresenta il 2012. Secondo e sarà premiato dall'assessore allo sport in Regione Lombardia Antonio Rossi. Second place, representa il Kenya, in rappresentanza del Kenya, il campione del mondo in carica, Jafet Corir. Il vincitore ad Entry, l'Irlanda del Nord, 48
oggi ha rischiato di vincere il Campaccio. Questo è stato Scovirre, lo rivedremo ai campionati del mondo. Vince la 57esima edizione del Cross del Campaccio e sarà premiato dal dottor Aurelio Bertelli, presidente di LG. Primo posto in rappresentanza del Bahrain, rappresenta il Bahrain, first place, Albert Ropp. Ha corso solo 5.000 in 53 secondi, il secondo nome del 2013. Grazie al un podio mondiale fatto con le nostre autorità. Vorremmo anche ricordare che c'è un problema della provincia di Milano